Quest'anno è un anno importante per Villa Belvedere perché è il 90°, cioè si celebra il 90° anniversario dalla fondazione della prima struttura per vecchi inabili al lavoro voluta dal parroco di Crocetta del Montello 90 anni fa. In primavera abbiamo, assieme all'Istituto Comprensivo di Crocetta del Montello e Pederobba, istituito un concorso sia per i ragazzini delle elementari sia per i ragazzi delle medie. Da queste iniziative è uscito il vincitore del concorso del nuovo logo dei 90 anni di Villa Belvedere. Abbiamo rielaborato fedelmente questo disegno con la nostra agenzia che ci segue per la parte grafica e oggi presentiamo un risultato che è appunto il logo nuovo dei 90 anni di Villa Belvedere. Non c'è proprio un'idea specifica, cioè avevo un'idea tipo di fare le ali che si disperdessero come il tempo, diciamo. Allora, i ragazzi hanno aderito in maniera entusiasta, ma come ha aderito in maniera entusiasta tutto l'istituto. Noi abbiamo accolto con grande piacere questa opportunità che ci è stata data da Villa Belvedere, perché era una possibilità di apertura al territorio e noi ben volentieri sempre facciamo lavorare i ragazzi con il territorio, perché i ragazzi sono cittadini oggi, non solo domani. Questo è un aspetto curioso, è bello perché siamo partiti dai ragazzini delle elementari passando per le medie e finiamo con la prima tesi sperimentale monotematica sulla struttura energetica di Villa Belvedere. Un ragazzo neolaureato l'ha presentata prendendo Villa Belvedere a modello, cogliendo l'occasione dell'installazione del nuovo impianto fotovoltaico che abbiamo installato qualche mese fa, e quindi ha potuto fare un'analisi comparativa di ingegneria energetica tra il prima e il dopo sfruttando i pannelli fotovoltaici. La tesi riguardava il fatto di riuscire a fare un'analisi energetica della casa di riposo e, più nello specifico, riuscire a calcolare quanto si sarebbe risparmiato con l'installazione dei moduli fotovoltaici sulla copertura dell'edificio. Ne è derivato che, con una spesa complessiva abbastanza alta, perché siamo stati in un periodo in cui i pannelli erano molto costosi, circa 140.000 euro spesa complessiva finale, si è arrivati che adesso c'è una copertura che arriva dal 15 massimo 20% annuo dell'energia elettrica che viene sviluppata dai pannelli, quindi un risparmio abbastanza considerevole che verrà ammortizzato intorno a metà del 2027.